Sociale di Patria Furlane a Udine. Simeoni, senta, oggi Fontanini è intervenuto a parte di questa presentazione che abbiamo visto prima, parlando della riforma costituzionale, insomma, che leva di fatto la specialità, secondo lui, dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia, sopprimendo anche la stessa provincia di Udine, no? Lei che è dentro e vive la politica de facto e de jure, come si può eventualmente bloccare e fermare l'eventuale ondata di piena che potrebbe spazzare tutto? Allora, c'è da tener conto, bisogna fare un passo indietro, c'è già da tener conto che un'applicazione attuale della Costituzione del titolo quinto, che non dovrebbe riguardare le regioni a statuto speciale in quanto sono attualmente già salvaguardate con una norma di maggior vantaggio, lo Stato e il governo attualmente hanno già aperto dei contenziosi intervenendo su materie che sono di competenza esclusiva del Friuli Venezia Giulia. Quindi questo ci fa capire che il Parlamento, quando vuole legiferare il governo, passano tranquillamente sopra lo statuto speciale. E questo con una riforma costituzionale che è quella antecedente a quella che andremo a votare a dicembre, che era di stampo pseudo-federalista. Con questa che invece passa su stampo completamente neocentralista, si va su un discorso nettamente più pericoloso, in quanto se i precedenti sono questi, con una impostazione di tipo centrale, è chiaro che il governo e il Parlamento potranno intervenire a gamba tesa in qualsiasi momento sulle materie di competenza esclusiva della regione. C'è il rischio, mi permetta. Quindi il voto del no è importantissimo per rimanere su una competenza residua federale piuttosto che andare su una concezione, quella del governo Renzi, che è completamente di stampo centralista. C'è il rischio, mi permetta di sottolineare ancora una volta, che si vada e si ritorni indietro a qualche anno, dunque usiamo un termine tecnico più chiaro per i nostri telespettatori, il famoso commissariamento? Già attualmente con l'attuazione dei patti Tondo Tremonti e Serracchiani Padoan siamo tornati indietro dai 6 decimi praticamente ai 4 decimi sulla compartecipazione fiscale della regione. Se anche ci togliamo gli strumenti legislativi per difenderci, che sono quelli dello Statuto di Autonomia, anche un'impostazione che dico residuale federalista della Costituzione, vuol dire che veramente rischiamo di tornare non al 63 ma veramente ancora più indietro. Molto molto più indietro. Senta, questa provincia che continua a operare mentre ogni giorno, diciamo, sta perdendo pezzi, non per sua volontà, ma perché la regione in primis gliela sta togliendo, lei come giudica? Ne abbiamo parlato più volte con lei di questa cosa, però è giusto ribadire, no, le cose, perché non tutte, perché succede ogni tanto, lei mi conferma, che la gente ti ferma e ti dice: ah, ti ho visto in televisione, però non mi ricordo di cosa hai parlato. Allora è meglio sempre ribadire le cose, perché forse ogni tanto il nastro purtroppo la gente non entra, no? si ferma ai titoli e non approfondisce i concetti. Io non ho mai fatto una difesa d'ufficio della provincia, ho sempre sostenuto il fatto che piuttosto di toglierla di mezzo in maniera affrettata come è stata fatta adesso, forse era il caso di metterla nelle condizioni di dare servizi ai comuni prima di creare questa transizione forzata, che non è neanche una transizione. Adesso abbiamo le UTI che si trovano in fase di avvio in cui c'è una confusione totale. L'altro giorno si discutevano in regione proprio anche sul fatto dei progetti europei che dovrebbero trovare la regia nelle nuove UTI e non hanno né il personale né la formazione adeguata per poterli andare avanti. Rischiamo di perdere soldi e occasioni importanti, quando la provincia invece era già attrezzata e poteva essere messa in questa fase di transizione a servizio dei comuni fin tanto che la regione non decideva il personale e i progetti da trasferire alle singole UTI. Senta, il suo reuma preferito, secondo lei, le dice qualcosa di diverso? Nel senso, visto che siamo in Italia dove tutto è possibile e niente è impossibile, ci potrebbero essere clamorose rovesciate alla Claus Di Biasi in corso d'opera? Io vedo che le condizioni attuali sono comunque di determinazione da parte della Presidente della Regione, a prescindere da quello che potrà accadere a dicembre. Chiaro è che se il risultato dell'eventuale sì o no dovesse pendere da una maniera o dall'altra in maniera nettamente
sproporzionata, io credo che lì la situazione dovrebbe essere rimessa in discussione, però dovrebbe esserci dei margini, di un delta tra le due opzioni che sia molto ampio, quindi se si conferma il sì non stiamo discutendo di niente. Però, se dovesse vincere il no con un margine ampio, credo che una riflessione, soprattutto fatta da chi sostiene quell'attuale maggioranza in regione, dovrà essere fatta. grazie a Federico Simeoni per la sua partecipazione.